Conferenza stampa stamani ad Agrigento presso il comando dei Carabinieri alla presenza del comandante Giovanni Pellegrino e della dottoressa Alessandra Russo della Procura della Repubblica di Agrigento. L'operazione, denominata Piazza Pulita, è servita a smantellare una cellula straniera dello spaccio in manette 6 pusher che avevano riversato fiumi di droga nel centro storico della città dei Templi. Per mesi hanno riversato tra i vicoli del centro storico di Agrigento fiumi di hashish e marijuana, giovani e giovanissimi clienti prediletti di una banda di gambiani che si erano quasi impossessati della centralissima piazza Ravanusella e dell'insieme di vie, viuzze della Movida, spaccio a cielo aperto di giorno, di notte nei confronti di ragazzi frequentatori di pub o studenti dall'uscita della scuola. In più occasioni la banda non ha esitato, come registrato dalle telecamere dei carabinieri, a prendere bottigliate in testa tra i loro giovani clienti. Arrestata anche una donna di origine belga ritenuta complice dell'organizzazione. Questa in sintesi la fotografia dell'ennesima operazione antidroga dei carabinieri di Agrigento. Il blitz scattato questa notte, un elicottero dei carabinieri di Palermo ha sorvegliato dall'alto puntando il suo potente faro sui tetti delle palazzine fatiscenti del centro della città, le irruzioni, le perquisizioni a tappeto degli oltre 100 carabinieri del comando provinciale. Le operazioni di bonifica sono continuate per tutta la mattinata. A terra sono entrate anche in azione le unità cinofile del nucleo di Palermo, fatte arrivare ad Agrigento già dalla prima serata di ieri. I carabinieri hanno arrestato in tutto 6 persone, 4 sono gambiani, 1 senegalese e una donna con passaporto italiano. Perquisiti anche numerosi edifici diroccati e abbandonati presenti nel centro storico che venivano utilizzati dai pusher per nascondere la droga. Noi abbiamo registrato, per poter riscontrare questa attività, la presenza di consumatori particolarmente giovani, principalmente provenienti da Agrigento ma anche dai comuni limitrofi, molto spesso minorenni, talvolta addirittura sedicenni, che all'uscita da scuola si addentravano sia maschi sia femmine all'interno di questi vicoli per approcciare questi elementi per poter avere la piccola dose di hashish o di marijuana. Oppure talvolta prima di andare eventualmente all'aperitivo nei locali della Movida passavano lì e si prendevano il pezzetto di stupefacente. Si sa che il centro storico della città di Agrigento ha questi luoghi oscuri dove purtroppo si svolgono tutta una serie di traffici che rendono praticamente invivibile queste zone del centro e rendono assolutamente pericoloso attraversarle, nonostante siano zone direttamente sotto il salotto di Agrigento, la via Atenea. Gli interventi che sono stati fatti fino a qualche tempo fa sono sempre stati interventi episodici, quindi la cosa interessante di questa indagine, che mi pregio di aver in qualche modo coordinato, è quella del fatto di aver ricevuto la proposta da questi validi comandanti e carabinieri, il maresciallo Garozzo, di agire diversamente, quindi non come avveniva di solito con la telefonata notturna abbiamo fatto l'arresto, ma dottoressa, noi dobbiamo risolvere questo problema. E quindi si è aperta questa attività di indagine un po' più lunga, che è consistita in una sorta di osservazione da lontano di quello che avveniva al centro storico, che ha portato immediatamente alla scoperta di dati preoccupanti, perché si parla di, in questo caso sono 6 elementi che si trovano in quella zona e che controllano totalmente il passaggio e la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei confronti di soggetti minori. Infatti, come segnalavano nell'informativa, l'attività di spaccio si incrementa esponenzialmente durante il pomeriggio, mentre durante le ore di scuola non vi sono tanti passaggi. Quindi si è intervenuti acquisendo prima tutti questi dati e poi mettendoli in un'informativa che consentisse di dare una definitiva batosta, diciamo, alla situazione cautelare di questi soggetti, per cui noi siamo qua, abbiamo chiesto questo fermo anche per la necessità di evitare che questi a un certo punto, evidentemente emersa la conoscenza di questa attività di indagine, se ne andassero, e questa era la paura, è quello che ci ha occupato negli ultimi giorni, proprio la ricerca, evitare che questi si dessero quanto prima alla fuga per poi ritornare magari tra qualche mese e ripristinare totalmente la situazione.